Domenica 25 ottobre si svolgeranno le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico ritrovato a Mestre in via Torino. Le operazioni cominceranno alle ore 6 con lo sgombero dell'area di sicurezza che ha un raggio di 468 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno, in cui si svolgerà il despolettamento delle bombe, ovvero l'operazione che, togliendo gli inneschi alle bombe, le rende inerti. Verrà allestito un centro di accoglienza nella parrocchia di San Giuseppe in viale San Marco, dove la popolazione può ritrovare un punto di ristoro e per attendere il fine delle operazioni. A partire dalle 6:30 sarà interrotto il tratto di viabilità carrabile tra il cavalcavia di San Giuliano e Rampa Rizzardi e sarà interrotta la linea ferroviaria nel tratto Venezia-Mestre. Verranno utilizzati 90 volontari di protezione civile del Comune di Venezia in collaborazione con la Polizia Locale e la Polizia di Stato. La stessa Polizia Locale e Polizia di Stato farà un servizio di antisciacallaggio nella zona dove verranno evacuate le persone. Tutte le operazioni potranno essere seguite attraverso i canali social del Comune di Venezia e sul sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it, e attraverso questi canali sarà anche comunicato il termine delle operazioni e la possibilità di poter rientrare nell'area di emergenza.